carino. C'era una volta un soldato che stava tornando a casa dalla guerra. Camminava spedito, fischiettando un motivetto, quando vide una vecchia seduta sotto una grossa quercia. Giovanotto, lo interpellò lei, io posso farti diventare più ricco di quanto tu non abbia mai nemmeno sognato. Al soldato si spense il fischio sulle labbra mentre si avvicinava la vecchia. Era così brutta che fu subito certo che si trattava di una strega. «Ah sì?» esclamò. «Allora dimmelo, come diventerei tanto ricco?» La vecchia strega batté le nocche sul tronco della quercia. «Questa quercia è cava», disse, «ma io sono diventata troppo vecchia e rigida per calarmici dentro. Però posso legarti una corda intorno alla vita e calare te fino alla camera segreta. Là troverai 3 porte. Dietro la prima porta c'è una cassa piena di monete di rame, sul cui coperchio siede a guardia un grosso cane. Ma non c'è motivo di spaventarsi per aprire la cassa. Tutto quello che devi fare è posare il mio grembiule sul pavimento e metterci sopra il cane». «Ma il rame non mi farà ricco», ribatté il soldato. «Cosa c'è dietro la seconda porta?» «Dietro la seconda porta c'è una cassa piena di monete d'argento e custodita da un cane ancora più grosso seduto sul coperchio. Ma non temere, metti il cane sul grembiule e potrai prenderti l'argento». «E dietro la terza porta?» «Dietro la terza porta c'è una cassa piena di monete d'oro, guardata a vista da un terzo cane». «È quella che voglio!» esclamò il soldato legandosi la corda intorno alla vita e balzando sul ramo più basso dell'albero. «Immagino che vorrai dividere il tesoro con me, non è così, vecchia?» «No, giovanotto, lo puoi tenere tutto per te», rispose la strega. «L'unica cosa che voglio è il mio acciarino. L'ho dimenticato laggiù l'ultima volta che ci sono stata. Ehi, non dimenticarti di prendere il mio grembiule, altrimenti i cani ti morderanno. E quando avrai finito, rimetti ogni cane sopra la sua cassa». Il soldato si calò nell'oscura cavità dell'albero giù, giù, sempre più giù, finché all'improvviso i suoi piedi toccarono terra. Rimase un momento stordito e poi si rese conto di trovarsi in un antro enorme con 3 porte. Lentamente aprì la prima porta e proprio come aveva detto la strega c'era una cassa con un cane sopra. «Ma guarda», esclamò il soldato, «sapevo che ci sarebbe stato un cane a guardia di ogni cassa, ma non che il primo avesse occhi grandi come piattini». Sollevò con precauzione il cane e lo appoggiò sul grembiule della strega mentre l'animale gli leccava il viso e sbatteva i suoi enormi occhi. Controllò che la cassa fosse quella piena di monete di rame e poi rimise il cane sul coperchio come prima. Ora era pronto per aprire la seconda porta. Dietro di essa c'era un'altra cassa con sopra un cane dagli occhi grandi
come scodelle. La strega non mi aveva parlato dei tuoi occhi, ansimò il soldato mentre faticava per alzare il cane dalla cassa e metterlo sul grembiule. Controllò che la cassa fosse quella piena d'argento e rimise il cane sul coperchio, affrettandosi poi verso la terza porta. Dietro la porta c'era un'altra cassa e malgrado il soldato avesse già visto gli altri due strani cani, non poté fare a meno di emettere un grido di sorpresa. Mamma mia! La strega poteva anche avvertirmi che il terzo cane aveva occhi grandi come ruote di carro. Quell'enorme bestia aveva spaventato il soldato, che però fece appello a tutto il suo coraggio. Con grande fatica rimise il cane sul grembiule, poi alzò il coperchio della cassa ed ecco l'oro che tanto cercava. Si riempì le tasche di monete fino a non potersi quasi più muovere e così appesantito faticò duramente per rimettere il cane sul coperchio. I suoi pantaloni e la giacca erano così rigonfi d'oro che quando trovò l'acciarino della strega dovette ficcarselo sotto il berretto. Lentamente e con fatica la strega lo tirò su dalla cavità della quercia e appena i suoi piedi toccarono terra gli chiese di darle l'acciarino. «Come mai? Quest'acciarino è più prezioso per te di una cassa piena d'oro», chiese il soldato. «Dimmi il segreto dell'acciarino, altrimenti lo terrò per me». «Non lo farai! Non lo farai!» strillò la strega battendo i piedi e diventò così paonazza e gonfia di rabbia che scoppiò in 1000 pezzi, disperdendosi come un mucchio di foglie secche. Quando il soldato arrivò in città, aveva già dimenticato la strega e il suo stupido acciarino. Gli importava solo di andare a spendere il suo oro. Da un momento all'altro era diventato l'uomo più ricco della città. Poteva comprare di tutto: case, vestiti, cavalli, cibo. Organizzò così grandi feste distribuendo l'oro a chiunque glielo chiedesse. Ma c'era una cosa che non poteva comprare: la possibilità di vedere la bella figlia del re. Nessuno poteva più avvicinarla dal giorno in cui un'indovina le aveva letto la mano, predicendole che avrebbe sposato un semplice soldato. «Un soldato semplice!» aveva gridato il re. «Preferirei piuttosto che non si sposasse mai!» Dopodiché l'aveva rinchiusa nel palazzo. «Un soldato semplice!» aveva strillato la regina. «I soldati sono così sporchi e rozzi e scialacquano i soldi in un modo! Vi ricordate di quel ricco soldato che arrivò qui con le tasche piene d'oro? Beh, dopo un anno non aveva più nemmeno una monetina in tasca». Era vero. Il soldato aveva speso tutta la sua fortuna fino all'ultimo centesimo. Viveva in una soffitta e non aveva nemmeno i soldi per comprarsi una candela. In una notte fredda, mentre giaceva nell'oscurità cercando di riscaldarsi, si ricordò improvvisamente dell'acciarino della strega. Poteva usarlo per accendere una manciata di paglia e riscaldarsi le mani. Ecco, l'acciarino era ancora nella tasca della sua vecchia uniforme. Lo prese, lo strofinò e ne scaturirono delle pallide scintille. E là, ammiccando nel buio, comparve
Il cane dagli occhi grandi come piattini. «Ehi, amico!» esclamò il soldato. «Tempo fa ho storto il naso davanti al tuo tesoro di monete di rame. Magari ne avessi ora almeno una di quelle monetine per comprare una candela.» Il cane, con gli occhi grandi come piattini, gli dette una leccata e balzò via. Pochi minuti dopo tornò, trascinando la cassa piena di monete di rame. Il soldato strofinò di nuovo l'acciarino e apparve il secondo cane, quello i cui occhi erano grandi come scodelle. In breve sparì e riportò la cassa piena di monete d'argento. Quando il terzo cane apparve obbedendo al richiamo dell'acciarino, non riuscì ad entrare nella misera soffitta, tanto grande era la sua mole. Rimase fuori, nella strada, scrutando attraverso i vetri con i suoi occhi grossi come ruote di carro. «Voi 3 cani mi avete reso ricco di nuovo», disse il soldato. «Potete anche farmi felice? Muoio dal desiderio di dare uno sguardo alla bella principessa.» Il cane più grosso sparì all'istante. Quando ritornò, portava sul dorso la principessa profondamente addormentata. «È ancora più bella di quanto immaginassi», sospirò il soldato e la baciò dolcemente. Poi il cane la riportò al palazzo. Il mattino seguente, la principessa, trasognata, raccontò al re e alla regina: «Che bel sogno ho fatto stanotte! Ho sognato di essere portata attraverso la città da un cane enorme e poi di essere stata baciata da un bel soldato.» «Un soldato!» gridò il re. «Un soldato!» strillò la regina. «Spero proprio che si sia trattato di un sogno.» Ma per esserne completamente sicura, la regina fece un sacchetto, lo riempì di farina bianca e praticò un buchino sul fondo. Poi, di nascosto, lo cucì alla camicia da notte della principessa. Quella notte il cane tornò a prendere la principessa e non si accorse, mentre correva per le strade, che un rivolo di farina usciva da sotto la camicia di seta. Il mattino seguente il re e la regina poterono seguire la traccia che li portò dritti dritti alla soffitta del soldato. «Nessun uomo comune può vedere mia figlia e continuare a vivere», decretò il re. «Domattina morirai.» E lo fece rinchiudere in prigione. All'alba una folla enorme si era riunita davanti alla prigione per assistere all'impiccagione del soldato. Mentre il boia gli passava il cappio al collo, il soldato si rivolse al re. «Posso fumare un'ultima volta la mia pipa prima di morire?» implorò. Il re acconsentì alla supplica e il soldato tirò fuori l'acciarino e lo strofinò. Una volta, 2 volte, 3 volte. «Salvatemi, miei cani fedeli! Salvatemi!» Tutti rimasero pietrificati dalla sorpresa quando 3 straordinari cani balzarono a fianco del soldato. Uno aveva gli occhi grandi come piattini, il secondo aveva gli occhi grandi come scodelle e gli occhi del terzo erano grandi come ruote di carro. Tutti e 3 si slanciarono sul re e sulla regina e li scaraventarono per aria. Volarono tanto in alto da non poter più venir giù.
e la folla pregò il soldato di diventare il loro re e di sposare la principessa. L'indovina l'aveva detto che la principessa avrebbe sposato un semplice soldato, e così sarà, disse lui. Invitò tutta la popolazione a un grande banchetto dove i 3 cani furono gli ospiti d'onore. E quando i 3 cani videro il meraviglioso festino imbandito sulle tavole del palazzo, i loro occhi diventarono ancora più grandi. Le macchinine di Ford. Ford fu felicissimo quando vide che l'uccello nero depositava Baby in giardino. «Ma dove sono tutte le altre?» chiese. «Cos'è successo?» «Siamo state rapite da 2 orchetti che ci hanno schiaffato in un sacco portandoci nel bosco e ora vogliono mangiarsi le ruote e chissà che altro!» «Presto, mostrami la strada!» disse Ford prendendo Baby in braccio. «Seguitemi!» gracchiò l'uccello nero e si diressero verso il bosco. Stava già annottando quando arrivarono alla catapecchia dei mostriciattoli. Ford e Baby sbirciarono da un sudicio finestrino. Gli ingordi orchetti avevano già strappato tutte le ruote e le stavano facendo sciogliere per mangiarsele. Ford era furibondo e irruppe nella baracca. Ci fu una lotta tremenda tra Ford e i 2 mostriciattoli, con pugni, calci, spintoni, morsi e strilli. Ma Ford era grande e grosso e la baracca cadente all'improvviso crollò, travolgendo tutti sotto macerie di legno e di metallo. Nella gabbia che rinchiudeva le macchinine si era aperta una breccia, così tutte poterono scivolare fuori. Quando videro che Ford era a terra svenuto, cercarono di aiutarlo. «Dobbiamo portarlo a casa», disse Minnie con decisione. «Ma come?» «Se ci mettiamo tutte sotto di lui riusciamo a trasportarlo», suggerì Grinta. «Siamo tanti e ce la faremo». «Buona idea», disse Vivi. Una per volta tutte le macchinine si infilarono sotto Ford, formando come un tappeto sotto il suo corpo. 1, 2, 3... «Avanti!» gridò Razzo e la strana processione si mosse lentamente dalla baracca. Stavano sudando e ansimando da un bel po' quando all'improvviso Baby si fermò. «Un momento», disse, «non so bene quale sia la strada da qui in avanti». «Niente paura, vi mostrerò io il cammino». Era la voce amica dell'uccello nero. «Bene, allora andiamo!» esclamò Razzo e si rimisero in moto attraverso i boschi. «Mi fa male una ruota!» si lamentò Minnie. «Anche a me!» «E anche a me!» «Ascoltatemi bene, voi!» rombò Razzo. «Continuate a girare! Cosa credete che succederebbe se gli archi si svegliassero, eh?» Le macchine strinsero i denti e continuarono ad avanzare faticosamente. Quando infine Ford si riebbe, era sano e salvo, a parte un grosso bozzo in testa. Le macchinine gli raccontarono cosa era successo e come loro avevano salvato lui. Ford fu molto orgoglioso di loro e il giorno dopo rimise a tutte le ruote perché potessero di nuovo correre sulla pista che aveva costruito proprio per loro. E gli orchi, non furono mai più visti, nemmeno dall'uccello nero che conosceva tutti i nascondigli dei boschi.
La ragazza guerriera. Era un periodo triste quello per la tribù. Gorgu, la grande madre, era sfinita e di notte sospirava senza poter dormire. Il vecchio capo, suo marito, era morto e le aveva lasciato un mucchio di guai. Avevano avuto 13 figli e dopo la morte di lui, ognuno di loro voleva diventare il capo. Gorgu sospirò di nuovo al pensiero dei suoi litigiosi figli. Tutti gli auspici, gli ossi gettati dallo stregone, la posizione della luna e delle stelle la notte in cui morì il re, il ruggito del leone e il canto degli uccelli. Tutti questi segni indicavano che Jabula, il più giovane dei figli, doveva diventare il nuovo capo. Ma i suoi fratelli, invidiosi di questo giovane bello e saggio, rifiutavano di credere ai segni o di ascoltare gli anziani. Esasperati dalla rabbia, avevano rapito Jabula ed erano fuggiti con lui sulle colline. Gorgu sospirò nuovamente. I suoi 12 figli si rifiutavano di tornare al villaggio e si erano rifugiati in una grotta con l'intenzione di lasciar morire di fame Jabula. Nessun uomo osava sfidarli, perché essi erano i principi della tribù e dei temibili guerrieri. Mentre giaceva sveglia, tormentata dalle sue pene, Gorgu udì un leggero rumore di passi nella sua capanna. «Chi è?» chiese. «Grande madre, non temere, sono io, Tombi». Tombi era una bellissima e slanciata ragazza che amava teneramente Jabula. «Ascoltami, Gorgu», disse. «Io voglio che Jabula torni a casa. Sono stanca della tristezza che regna in questa tribù, sono stanca della siccità. Hai notato, Gorgu, che da quando il vecchio capo è morto, la pioggia ha smesso di cadere. Ho udito gli uccelli dire alle nuvole di tenersi lontane finché Jabula non sia diventato il nostro capo. Dunque, figlia mia, tu sei stanca di tutto questo. Anch'io, sai. Ma cosa pensi che possiamo fare?» «Ho un piano, Gorgu. Non posso ancora rivelarlo, ma ho bisogno della tua benedizione». La vecchia donna sorrise. «Conserva pure il tuo segreto. Ed eccoti la mia benedizione, figliola. Ora vai. Ho bisogno di dormire». Ma Gorgu non credeva che Tombi avesse un piano. Era solo una ragazza e non avrebbe potuto far niente per Jabula. Tombi, invece, era una ragazza coraggiosa e intelligente che discendeva da un'antica dinastia di guerrieri. Aveva una grande influenza su tutte le altre ragazze e ora le incitava all'azione. Subito dopo che Jabula era stato rapito dai suoi fratelli, Tombi aveva preparato un piano per liberarlo. Ora scivolò di capanna in capanna, svegliando le sue amiche. In un baleno le ragazze si riunirono dietro il recinto del bestiame e, ridacchiando alla luce della luna, cominciarono a travestirsi. Si dipinsero strani disegni sulle braccia e sulle gambe. Si misero dei gonnellini fatti di piume rigide e appuntite. Poi si mossero carponi veloci e silenziose, seguendo Tombi attraverso l'erba folta in direzione delle colline. Finalmente arrivarono nelle vicinanze della grotta in cui Jabula veniva lasciato morire di fame dai suoi 12 fratelli. Le ragazze formarono un circolo davanti all'entrata, con Tombi nel mezzo. La notte trascolorava nella grigia foschia dell'alba. All'improvviso, uno stridio da ghiacciare il sangue svegliò i 12 fratelli che subito afferrarono le loro lance. Nella foschia si udì una voce d'oltretomba. «Uscite fuori, vigliacchi! 12 uomini a guardia di un ragazzo! Venite fuori e vediamo se riuscite a tenerci testa!» «Cosa c'è?» gridò il maggiore dei fratelli. «Chi siete?» Per tutta risposta
Tombi e le altre ragazze emisero un lacerante grido di guerra. Il fratello maggiore balzò fuori dalla caverna furibondo, ma tutto quel che riuscì a vedere nell'incerta luce dell'alba furono delle facce orribili, delle ossa bianche e delle piume. Stordito e spaventato, l'uomo incitò i fratelli a raggiungerlo. Questi si spinsero verso l'apertura della grotta, nascondendosi l'uno dietro l'altro. Tombi e le ragazze ricominciarono a lanciare urla spaventose. Scuotevano i loro gonnellini piumati e battevano per terra le gambe dipinte di bianco. I guerrieri emisero un gemito di terrore. Chi erano queste creature misteriose che li perseguitavano? Ma non stettero a chiederselo di nuovo e, gettate a terra le loro lance, corsero a nascondersi lontano sulle colline e non furono mai più visti. Le ragazze risero tanto da farsi venire le lacrime agli occhi. Non avevano mai visto in vita loro degli uomini così stupidi e spaventati. Poi Tombi entrò nella grotta scura e maleodorante e accarezzò teneramente la testa di Yabula. Era debolissimo per la fame, ma ancora in vita. Trionfanti, le ragazze lo trasportarono dolcemente fino alla capanna di Gorgu. Gli uccelli videro Yabula tornare alla sua tribù e incitarono le nuvole a portare la pioggia. La siccità era finita. Yabula era il nuovo capo e la coraggiosa Tombi divenne la sua sposa. E da allora in poi Gorgu dormì profondamente tutte le notti. Pinocchio, il campo dei miracoli. Cammina, cammina, sul far della sera, Pinocchio, il gatto e la volpe arrivarono, stanchi morti, all'osteria del Gambero Rosso. Si rifocillarono tutti e tre e andarono a fare un sonnellino, pregando l'oste di svegliarli a mezzanotte per continuare il loro viaggio. Pinocchio fu svegliato dall'oste mentre sognava un campo pieno di zecchini d'oro tintinnanti. I vostri amici sono partiti 2 ore fa, chiamati per un impegno urgente. Vi han lasciato l'onore di pagare la cena e vi aspettano domattina al campo dei miracoli. Pinocchio pagò e ripartì. Camminava a tentoni perché fuori c'era un buio pesto. Alcuni uccellacci notturni vennero a sbattergli contro. Pinocchio sobbalzò. «Chi va là? Chi va là? Chi va là?» ripeteva l'eco delle colline. Fatti alcuni passi tremanti, Pinocchio udì una vocina. «Sono l'ombra del grillo parlante! Torna indietro! Ascolta il mio consiglio! Porta gli zecchini al tuo povero babbo, che si dispera per te!» «Domani il mio babbo sarà ricco, avrà 2000 zecchini!» «Non ti fidare di certe promesse, l'ora è tarda!» «Voglio andare avanti!» «La notte è scura!» «Voglio andare avanti!» Pinocchio proseguì, incurante di quei preziosi consigli. A un tratto si mise a correre perché gli parve di sentire un fruscio alle sue spalle. Nel buio lo inseguivano 2 figure nere imbacuccate in 2 sacchi da carbone. «Ho la borsa o la vita!» gridò la figura più alta. «Ho la vita!» fece eco l'altra. Pinocchio fece appena in tempo a nascondere le monete sotto la lingua, che si sentì agguantare per le braccia. Non potendo parlare, il burattino cercò di far capire a gesti che non aveva un soldo. «Fuori denario, sei morto!» «Morta! E dopo di te ammazzeremo anche tuo padre!» «Tuo padre!» «No, no! Il mio povero Valvo, no!» Nel gridare così gli zecchini gli tintinarono in bocca. I 2 furfanti cercarono inutilmente di aprirgli la bocca con un coltello. Pinocchio, lesto come un lampo, affannò la mano di uno di loro e fuggì via per di fiato, e gli assassini dietro.
Dopo un lungo inseguimento, Pinocchio, vistosi perso, si arrampicò su di un pino. Gli assassini tentarono di arrampicarsi anche loro, ma giunti a metà ruzzolarono giù di nuovo. Non per questo si dettero per vinti. Poco dopo, infatti, diedero fuoco all'albero. Pinocchio spiccò un bel salto e via a correre di nuovo tra campi e vigneti, e gli assassini sempre dietro, senza stancarsi. Il burattino stava perdendosi d'animo quando vide tra gli alberi biancheggiare una casina candida come la neve. Allora riprese la corsa e dopo un po' giunse trafelato davanti alla soglia della casina e bussò. Nessuno rispose. Bussò e chiamò e bussò ancora e finalmente apparve alla finestra una fanciulla dai capelli turchini. «Aprimi per carità, sono inseguito dagli assassini!» Ma non poté finire la parola perché si sentì afferrare per il collo. Vuoi aprirla la bocca, sì o no? Sì o no? Lascia fare che questa volta te la faremo per noi! Per noi! E il povero Pinocchio finì addirittura impiccato a una grossa quercia. I due assassini però aspettarono invano che esalasse l'ultimo respiro. Il burattino, dopo 3 ore, aveva ancora gli occhi aperti e la bocca chiusa. Torniamo domani. Speriamo che ci farai la cortesia di farti trovare belle morte con la bocca spalancata. Spalancata! E se ne andarono. Le ore passavano e il povero Pinocchio penzolava ancora dalla quercia più morto che vivo. Fu allora che la fanciulla dai capelli turchini, che altri non era che una buonissima fata, s'affacciò ancora alla finestra e batté per 3 volte le mani. Si udì uno sbattere d'ali e subito un grosso falco si posò sul davanzale. «Cosa comandate, mia graziosa fata?» «Rompi col becco la corda che regge quel burattino, poi posalo delicatamente sull'erba». Il falco volò via e tornò dopo poco. «Ho fatto quel che m'avete ordinato». «E come l'hai trovato? Vivo o morto?» «Morto a vedersi, vivo a sentirsi. Appena sciolto il nodo, ha detto di star meglio». «Qui ci vuole un consulto. Chiamate il corvo, la civetta e il grillo parlante, che sono dottori eminenti». E così i 3 dottori al capezzale di Pinocchio espressero il loro parere. Secondo me è morto abbastanza, disse la civetta. «Per me invece», disse il corvo, «dovrebbe morire ancora un po'». Fece il grillo parlante. Io quel burattino lo conosco. È una birba matricolata. A quelle parole Pinocchio si mosse. Ha piantato in asso il suo povero babbo. Pinocchio si mosse ancora, poi scoppiò in singhiozzi. È il morto in via di guarigione. O forse gli dispiace morire. Appena usciti i medici, la fata dai capelli turchini tentò invano di far prendere una sua medicina a Pinocchio. «È troppo amara, non la voglio bere, no, no, no!» Fu tanto cocciuto che la fata, persa la pazienza, fece entrare 4 conigli neri con una bara sulle spalle. «Siamo venuti a prenderti», disse il coniglio più grosso. «Oh, fata mia, spicciati per carità, dammi subito quel bicchiere perché non voglio morire». Pinocchio prese il bicchiere e bevve tutto d'un fiato. «Pazienza», dissero i conigli, «abbiamo fatto un viaggio a vuoto». Pinocchio guarì in un baleno e tornò di nuovo vispo e scattante come un galletto. La fata lo chiamò. «Vieni qui, Pinocchio, raccontami cosa ti è successo». «Dunque, il burattinaio Mangiafuoco mi regalò 5 monete d'oro per il babbo. Mentre tornavo a casa incontrai il gatto e la volpe, 2 persone per bene, che mi dissero...» Pinocchio raccontò in modo abbastanza confuso tutte le sue avventure. «E le monete d'oro dove le hai messe?» «Le ho perdute», rispose Pinocchio, che invece le aveva in tasca. Appena detta la bugia, il suo naso si allungò. «E dove le hai perdute?» «Nel bosco qui vicino». Il naso di Pinocchio seguitò a crescere. «Se è così, dirò ai miei amici uccelli di cercarle. Prima o poi le troveranno». «Ah!» fece Pinocchio confuso. «Ora ricordo, non ho perso le monete, le ho inghiottite senza accorgermene mentre bevevo la medicina».
A questa terza bugia il naso gli si allungò così tanto che il povero Pinocchio non poteva più girarsi da nessuna parte. La fata lo guardava e rideva. Le bugie, ragazzo mio, si riconoscono subito. Vi sono quelle con le gambe corte e quelle col naso lungo. Le tue, come vedi, sono di quelle col naso lungo. La fata, per castigo, lasciò il burattino ancora un po' in quello stato. Poi, vedendolo disperato e pentito, fece entrare dalla finestra migliaia di picchi. Questi uccelli beccarono quel nasone spropositato a gran velocità, fino a ridurlo alla sua grandezza naturale. Pinocchio baciò riconoscente la fata, che gli fece 1000 raccomandazioni quando lui volle riprendere la strada di casa. Cammina, cammina, a un tratto apparvero sulla strada del bosco, indovinate chi? Il gatto e la volpe. Caro Pinocchio, come mai sei qui? Come mai sei qui? È una storia lunga. L'altra notte gli assassini volevano rubarmi le mie monete. Ah, povero amico, povero amico. Pinocchio si accorse che il gatto zoppicava. Cosa hai fatto alla zampa? Nulla. Va il modesto lui, figurati che l'ha data da mangiare a un povero vecchio lupo affamato. Oh, se tutti i gatti fossero come te, fortunati topi, disse Pinocchio. Senti, perché non semini le tue monete d'oro nel campo dei miracoli? Domani sarebbero 2000. 2000! Beh, oggi è impossibile, devo andare dal mio babbo. Su, non vorrai perdere questa occasione. Vieni con noi. Vieni con noi. Pinocchio esitò. Pensava alla fata, a Geppetto, al grillo parlante. Alla fine prevalse la sua sventatezza. Andiamo pure, vengo con voi. Cammina, cammina, arrivarono a un paese chiamato Acchiappacitrulli, pieno di accattoni e vecchi malandati. Il campo dei miracoli è qui a 2 passi. A 2 passi! Appena fuori dalle mura si fermarono in un campo solitario. Eccoci qui. Ora scava una buca e mettici le tue monete d'oro. Bravo, così. Ricoprila e innaffiala per bene. Ora possiamo andar via. Tra mezz'ora troverai una pianta piena di monete d'oro. Sarai ricco, sfondato. Arrivederci. Arrivederci. Il burattino ringraziò 1000 volte il gatto e la volpe e se ne andò in paese aspettando l'ora di tornare al campo dei miracoli. Dopo aver sognato di diventare un gran signore, di avere un bel palazzo, 1000 cavalli e una cantina piena di rosolio, di canditi e di torte, Pinocchio, col cuore che gli batteva forte, ritornò tutto tremante al campo dei miracoli. Con sua gran sorpresa lo trovò deserto. Di piante d'oro, nemmeno l'ombra. Fece qualche passo e si chinò dove aveva sotterrato le monete. Frugò affannosamente con le mani, ma non trovò nulla. Nulla di nulla. In quel mentre udì fischiare negli orecchi una gran risata. Alzò lo sguardo e vide sopra un albero un grosso pappagallo che si sbellicava dalle risa. «Cos'hai da ridere?» chiese Pinocchio stizzito. Rido di quei citrulli che credono che i denari si possano seminare come le zucche. Parli forse di me? Proprio di te, povero Pinocchio. Sappi che durante la tua assenza il gatto e la volpe sono tornati, si sono presi le monete d'oro e sono fuggiti come il vento. Pinocchio, preso dalla disperazione, tornò di corsa in paese per denunciare subito il furto. In tribunale lo accolse un giudice con la parrucca bianca, che lo ascoltò con molta benignità, si intenerì e si commosse al racconto, tanto che gli si appannarono gli occhialini. Poi allungò una mano e suonò il campanello. Comparvero subito 2 cani mastini vestiti da gendarmi. Questo povero diavolo è stato derubato. Pigliatelo dunque e mettetelo subito in prigione. Il burattino
Sentendosi dare questa sentenza tra capo e collo, rimase di stucco e voleva protestare, ma i gendarmi, a scanso di perditempi inutili, gli tapparono la bocca e lo condussero in gattabuia. Tre chiazze spelacchiate. Martino aveva invitato me e tutti gli altri amici alla sua festa di compleanno. La mamma allora mi disse: ti taglierò i capelli così sarai più carino per la festa. Non tagliarmeli troppo, la pregai. Ma se sono lunghissimi, tagliò corto lei sforbiciando. Quando mi guardai nello specchio mi accorsi che me li aveva tagliati troppissimi e c'erano 3 chiazze spelacchiate sulla mia testa. In queste condizioni non mi riuscirà certo di divertirmi alla festa di Martino, pensai. Coprii le chiazze spelacchiate col mio cappello da cowboy e uscii a giocare. Com'è che porti il cappello? Chiese Gigi. Perché mi va, risposi. Ma fa caldo, rincarò Diana. Ti suderà la testa. Sudare fa un gran bene alla testa, fa crescere i capelli più in fretta. Non lo sai? Noi stavamo andando a comprare un regalo di compleanno per Martino, disse Diana. Vieni con noi? Va bene, ma fra me pensavo, io forse non ci andrò alla festa di Martino con queste 3 chiazze spelacchiate e con il cappello da cowboy in testa. Nel negozio c'erano tutti i miei amici che compravano regali per Martino. Come mai quello lì porta il cappello da cowboy? Chiese l'uomo dietro il banco. Lo fa per sudare, rispose Diana. Il sudore fa crescere i capelli più in fretta, dissero Gigi e Diana insieme. Pensai che avevo proprio dei buoni amici, sempre con la parola pronta. Non mi tolsi il cappello nemmeno a scuola. Ma perché non ti togli il cappello? Chiese la maestra. Non posso, risposi. Devo coprire le chiazze spelacchiate, soggiunsi fra me. Non mi tolsi il cappello nemmeno a tavola. Il babbo disse: togliti il cappello quando sei a tavola. Papà ha una grande pelata. Gliela guardai e capii che non avrei potuto spiegare proprio a lui che mi vergognavo delle mie 3 chiazze spelacchiate. Dopo cena andai in camera mia, chiusi la porta a chiave e mi guardai allo specchio per vedere se mi erano cresciuti i capelli. Non erano ricresciuti affatto. Se vado a letto col cappello, pensai, la testa mi suderà tutta la notte e magari i capelli cresceranno. Come prima cosa, al mattino, mi guardai allo specchio. Le 3 chiazze erano sempre lì. Gigi e Diana vennero a prendermi a casa. Sei pronto per la festa? Chiese Gigi. Sì, risposi, ma non mi divertirò. Hai intenzione di venire con quel cappello da cowboy? Mi chiese Diana. Sì? E pensai fra me, nessuno va a una festa di compleanno con 3 chiazze spelacchiate in testa. Ci incamminammo tutti insieme verso la casa di Martino, ognuno col proprio regalo. Io in più avevo le mie 3 chiazze spelacchiate. Quando suonammo il campanello, la mamma di Martino venne ad aprirci. Era molto in collera. Gli altri ragazzi sono già arrivati, ma Martino non vuole uscire dalla sua stanza. Andai di sopra e infilai la testa nella stanza di Martino. Il mio amico si stava guardando allo specchio e piangeva. Non vieni alla tua festa? Gli chiesi. No, mi rispose lui, perché sono ridicolo. Martino era vestito di tutto punto e a me sembrava perfettamente a posto. A me non sembri ridicolo. La mamma mi ha tagliato i capelli e mi ha fatto un sacco di chiazze qua e là, piagnucolò Martino. Lo guardai più da vicino ed era vero. Martino aveva anche lui delle chiazze spelacchiate. La mamma di Martino è proprio come la mia. Anche a lei capita di sforbiciare troppo.
Con un sospiro di sollievo mi tolsi il cappello da cowboy e mostrai a Martino le mie chiazze spelacchiate. Tanti auguri, Martino, gli dissi, e scoppiammo in una risata. Il brutto anatroccolo. Era primavera avanzata e il sole splendeva caldo sull'anatra marrone vicino allo stagno della fattoria. Ma lei non si muoveva. Sedeva sul suo nido aspettando pazientemente che le uova si schiudessero. Tic-tac, cric, crac. Un bell'anatroccolino fece capolino dall'uovo e a mezzogiorno 5 anatroccoli lanuginosi pigolavano intorno alle zampe della madre. Ma il sesto uovo, che era anche il più grande, non si era ancora aperto. È molto grosso, pensò mamma anatra. È per questo che ci mette più tempo degli altri ad aprirsi. Ad un tratto, con un enorme crack, l'uovo si spaccò in due e rovesciò fuori una matassa di piume arruffate e becco e zampe, grande quasi come la madre stessa. Tu non puoi essere uno dei miei, starnazzò lei fissando il brutto anatroccolo. Anche i fratelli e le sorelle accorsero stupiti. Tu non sei uno di noi, dissero, e si misero a ridere delle sue grosse zampe palmate. Il padre arrivò sguazzando dallo stagno verso la sua nuova nidiata di pulcini. Povera me, esclamò la madre cercando di nascondere il sesto anatroccolo dietro di sé. Cosa dirà lui quando ti vedrà? Il maschio guardò estasiato i suoi piccoli, sbattendo le ali con orgoglio. Brava! Mi hai dato proprio una bella famiglia. Ma corpo di Bacco, quello non è uno dei miei. Il brutto anatroccolo veniva avanti inciampando, tendendogli amorosamente le sue alucce, ma l'anatra maschio gli girò le spalle e se ne andò via, scuotendo la testa in segno di disapprovazione. La madre abbracciò con l'ala il brutto anatroccolo per consolarlo, ma non poteva fare a meno di pensare che le sarebbe piaciuto che fosse un po' più grazioso. Forse sarà intelligente, si consolò. Dopotutto la tua testa è bella grossa. I polli della fattoria si fecero avanti, chiocciando intorno ai neonati dell'anatra. Oh, che carini, schiamazzavano! Ma cos'è quello? Hai covato un tacchino, mia cara? Scaccialo subito! Co. Sì, mamma, è un tacchino! Starnazzavano gli altri anatroccoli prendendosi gioco del loro goffo brutto fratello. È un tacchinaccio! No, che non lo è! Strillò la madre tagliando corto. Andremo subito a fare una nuotata nello stagno e vedrete. I tacchini non sanno nuotare. Infatti, il brutto anatroccolo non era un tacchino. Nuotava come i suoi fratelli e sorelle, anzi, più veloce, dato che le sue zampe erano così grandi. Intanto, tutti gli animali della fattoria si erano riuniti intorno allo stagno e facevano dei commenti proprio antipatici. Una lacrima colò
lungo il becco del brutto anatroccolo, che nuotò fino all'angolo estremo dello stagno, desiderando di non essere mai nato. Un giorno i bambini della fattoria vennero allo stagno a dar da mangiare agli anatroccoli. Mentre stavano gettando dei pezzetti di pane nell'acqua, dei grandi uccelli bianchi dal lungo collo passarono volando sopra di loro. I cigni se ne stanno andando!» gridarono. «Oh, come sono belli!» Poi videro il brutto anatroccolo e cominciarono a ridere. «Scommetto che diventerà bello grosso e che ce lo mangeremo a Natale. Acchiappiamolo e mostriamolo alla mamma!» Battevano l'acqua con le mani e spaventarono a morte il brutto anatroccolo, che fuggì via dal laghetto verso i campi fino alle rive del grande fiume. Rimase nascosto tra le canne giorno e notte, anche quando fece tanto freddo. Infine la primavera arrivò. Il brutto anatroccolo si avventurò sul fiume impetuoso, con la testa infossata fra le spalle. Si aspettava che da un momento all'altro qualcuno dicesse: «Cos'è quello?» Oppure: «Ecco il figlio dell'anatra, sai, quel suo figlio brutto». Ma all'improvviso i grandi uccelli bianchi che aveva già visto una volta volarono sopra di lui e si tuffarono nel fiume, fendendo l'acqua con i loro petti candidi. La loro bellezza era tale che il povero anatroccolo non poté sopportarla. Uscì dal fiume e zampettò verso lo stagno della fattoria. Mentre si avvicinava allo stagno, vide i suoi fratelli e le sue sorelle. Ormai erano quasi delle anatre adulte. Lo osservarono con stupore mentre passava dal cancello della fattoria. «Mamma, mamma!» starnazzarono con il becco spalancato. La mamma e il babbo stavano a coda in su nello stagno in cerca di cibo. La madre alzò la testa lasciandosi scappare un verme saporito. «Guarda, babbo, io credo che sia il nostro brutto figlio quello!» In quel momento i bambini della fattoria stavano uscendo di casa per andare a giocare. Videro il brutto anatroccolo, si fermarono di colpo ed esclamarono: «Guarda, che bel cigno!» Raggiunta la riva dello stagno, l'anatroccolo guardò il suo riflesso nell'acqua e vide un lungo collo candido e una delicata testa bianca. «Sono un cigno!» gridò aprendo il suo elegante becco. «Un cigno!» Con sua grande sorpresa e gioia batté le candide ali e si librò in volo, planando e veleggiando con il collo teso verso il fiume e verso la sua vera famiglia, quella dei cigni. E tutti dissero che era il più bel cigno che si fosse mai visto.